Pensava di aver smarrito il permesso di soggiorno ed il passaporto, ma poi ha ricevuto una telefonata dai toni minacciosi. Se rivuoi i tuoi documenti ci devi consegnare 600 euro. Così un cittadino cinese di 50 anni, operaio in un'azienda della Castellana e residente in zona, si è rivolto ai carabinieri di Vedelago. Ha raccontato ai militari che qualcuno lo stava ricattando e di aver avuto l'ordine di trovarsi lunedì alla stazione di Castelfranco per effettuare lo scambio. Così in poche ore è scattata l'operazione dei carabinieri, che hanno seguito la vittima passo dopo passo, ma i malviventi sapevano il fatto loro. Gli autori del reato sono due soggetti che sono gravati già da precedenti per reati contro il patrimonio, hanno adottato particolari cautele nell'effettuare le varie operazioni che hanno poi portato alla configurazione della vera estorsione e che ci fanno presumere che avessero una certa esperienza in questo genere di reati. I malviventi si tenevano in contatto con la vittima tramite il telefono. Hanno fissato vari appuntamenti in varie località, prima a Castelfranco Veneto, poi hanno costretto la vittima a salire a bordo del treno che da Castelfranco Veneto porta verso Padova, costringendolo a scendere, sempre tramite comunicazioni telefoniche, nell'immediatezza nell'approssimarsi della stazione di Campo San Piero. Ma qui ad attendere i malviventi c'erano anche i militari che, appostati nei paraggi, hanno atteso che avvenisse lo scambio lungo una banchina isolata tra i binari. Lì però vi era già un dispositivo nostro in atto e una volta avvenuto lo scambio e si è configurato il reato di estorsione, siamo intervenuti e abbiamo tratto in arresto i due cinesi. L'ipotesi degli investigatori è che il tentativo di estorsione non fosse il primo architettato dai malviventi e che altri connazionali siano finiti nella spirale dei criminali asiatici.